questo è un ragionamento che noi dobbiamo fare in maniera molto seria, che abbiamo fatto noi come Lega, certo, ma perché siamo evidentemente capaci di convogliare quelle che sono le istanze del popolo veneto. Noi l'autonomia la faremo e per noi l'autonomia è una priorità. Su questo non ci sono dubbi. Il cavallo di battaglia da sempre della Lega rimane una necessità. Lo hanno scelto i cittadini dopo il referendum. A chi è contrario al modello autonomia del Carroccio, il senatore risponde. Attenzione che il tema autonomia non significa allontanarsi da qualcosa, non significa non essere disponibili a far crescere anche altri, significa maggiore responsabilità dei nostri amministratori e quindi a favore dei nostri territori e significa anche e soprattutto una migliore capacità di governo. Sul raduno della Lega il senatore sottolinea la massiccia affluenza dei militanti soprattutto dal Veneto che hanno invaso Pontida, mentre sulla questione relativa a qualche malumore all'interno del partito il senatore taglia corto. Il riferimento era relativo all'assessore regionale Roberto Marcato che non è salito sul palco. Io ho tutto questo mal di pancia che dovrebbe arrivare dal Veneto leghista, questo non lo vedo. Se poi qualcuno era nel Prato, non ha visto il messaggio, io ho letto anche questo stamattina, qualcuno non ha letto il messaggio di invito a salire sul palco perché era impegnato a salutare i militanti, non chiedetelo a me, l'avete già chiesto a Marcato e evidentemente quindi non ha visto, non lo so cosa sia successo, ma francamente interessa poco a me e interessa poco anche ai militanti, ai veneti, ai leghisti che erano lì e hanno visto le immagini di un prato strapieno